Dottor Beghini, io le chiedo scusa, ma lei ha ascoltato con attenzione, le chiedo scusa perché in effetti non è mai intervenuto, però credo che sia stato... Sì, dopo il dottore si alza e va via. Giusto per dare un'idea di cosa ha portato finora lo screening, secondo me è un dato importante. Hanno fatto degli esami anche dei bioumorali e allora il risultato, do i dati più eclatanti, circa il 13% degli esaminati ha un'alterazione per quanto riguarda il colesterolo, il 6% per il TSH, che credo che il dottore eventualmente mi corregga, è un indicatore di problemi di tiroide, e il 14,6% di diabete. Questi sono i dati dell'ultimo report della Regione. Ha già detto Fiorin, perché che tipo di problemi porta un'alta concentrazione di FAS nel sangue? Qua entriamo in un territorio delicato, perché però ci sono anche le malattie neurodegenerative, ci sono la riduzione del peso alla nascita, perché ovviamente il tempo di esposizione, per quello che fare le analisi nelle età inferiori è anche importante, perché il periodo di esposizione è molto importante per quello che riguarda gli effetti. La popolazione è tutta la vita che è esposta, almeno da 40 anni, per cui la popolazione che ha 40 anni o meno, per cui arriviamo ad avere questi dati qua. Io approfitto della parola perché voglio dire un mio punto di vista. Intanto sottolineare i ritardi. Abbiamo visto tutti il fiume metà bianco, metà nero e metà, diciamo, quasi trasparente, che è da 40 anni che corre così. Anche ARPAV avrebbe, certo, è dal 2008 che si sa qualcosa dei FAS, è dal 2011 che si sa che c'è stato il caso, dal 2010 che c'è stato il caso in America. Certamente non erano riconosciute sostanze tossiche, ma un ente e anche tutti noi che lavoriamo per la salute dovrebbe lavorare anche per la prevenzione. Ma c'è stata la Procura di Vicenza che ha archiviato il caso, c'è stato l'Istituto Superiore di Sanità e i sindaci per i primi anni non succedeva niente. Voglio introdurre due cose che sono fondamentali per analizzare, per verificare i problemi ambientali. Sono il principio di precauzione e il principio secondo il quale chi inquina paga. Il principio di precauzione è molto attuale, non siamo fuori tempo, perché adesso non vengono più prodotti i FAS a catena lunga, ma vengono ancora prodotti i FAS a catena corta, dei quali si dice che non fanno male, si dice che comunque questi non sono, si dice anche che i filtri non li trattengono, ma il principio di precauzione imporrebbe che una sostanza può essere messa nell'ambiente solo dopo che si è verificata la sua assoluta mancanza di tossicità. Questo è una cosa fondamentale per l'attuale, perché in che rapporti abbiamo allora? Cosa dobbiamo fare di questa fabbrica? E il principio di chi inquina paga, anche questo è un principio fondamentale, che è riconosciuto, almeno nell'Unione Europea è riconosciuto, negli Stati Uniti è riconosciuto, e quindi introduce un altro discorso di i finanziamenti che dicevate voi e così via, insomma c'è un'altra cosa. Io sono d'accordissimo con quello che io, Medici per l'Ambiente, che rappresento qui, Medici per l'Ambiente, sono d'accordissimo con una cosa che veniva detta. Qua si tratta di una popolazione che da 40 anni è sottoposta, 30 anni, 20 anni è sottoposta, ha dei valori dei FAS nel sangue che vanno da 80 a 100, 200, la media è diciamo 100. È proprio per questo che non si può pensare di mettere dei limiti uguali ai 100 che ci sono in Germania per la popolazione che anche non è 40 esposta. Lei dice che... Io dico semplicemente che una popolazione così, se mettiamo, pur facendo la plasmaferesi, pur facendo i filtri, se mettiamo 30 mg non calano, secondo me, ma non ho studi naturalmente che possono documentare questa cosa, ma credo che non calano, per cui la prima
e la butto lì, come ho partecipato anche ad Ato e l'avevo buttata lì anche lì. La prima cosa per liberare queste persone di questo gioco è di portare acqua pulita. Da domani, dopodomani, non si può. Io sono in polemica con il direttore dall'acqua Nomen Omen che dice che fra il 15 ottobre, come si può pensare che non ha ancora deciso quali tipi di filtri usare? Sì, beh, dell'acqua è da una settimana che c'è adesso. Certo, per carità, io auspico, per carità, ma ci sono due mezzi, credo, che non voglio neanche seguire gli allarmismi scatenati dalle persone, ma sono convinto che bisogna comunque dare un'acqua che non abbia FAS, perché sennò plasmaferesi o tutto quello che si vuole non c'è verso di ridurla. E qua si possono fare i autobotti o mettere giù un tubo sopra terra che parte da una fonte buona, e qua lo so che non è una cosa possibile, ma mi appello alle fantasie anche della Regione, anche alla fantasia e anche alla capacità critica della Regione, e questa è una prima cosa. C'è anche un altro tema che è stato toccato. La tiene poi per dopo la pubblicità, sì, perché io ho anche questi obblighi. Beghini doveva finire il suo intervento, doveva puntualizzare un'altra cosa importante. Allora, i limiti zero era quello che volevo dire. E lì ha sentito anche dell'acqua, come le ha risposto. Rimuovere i FAS dalle falde è un problema certamente molto impegnativo, so com'è ho visto relazioni della geologia, ma ci sono forse in studio elementi interessanti per questo, ma quello che mi interessa anche per il mio lavoro è come si devono mettere i medici di base, i medici che sono quelli a contatto con la popolazione rispetto a questo. Io pensandoci non ho nessuna alternativa al raccomandare ulteriormente, molto di più che non le altre popolazioni, uno stile di vita adeguato. Cioè non voglio pensare che la plasmaferesi sia l'unica soluzione, non è, credo che la plasmaferesi o il trapianto la salassoterapia siano cose estremistiche che possono qualche volta essere anche studiate o verificate, ma non credo. Credo che sia importante eliminare da tutto il resto della nostra vita gli interferenti endocrini, in sostanza, tutte le sostanze inquinanti che sono i pesticidi per quel che riguarda la frutta e la verdura, gli ftalati e tutte le altre sostanze. Lo traduca proprio di modo che la casalinga di Voghera, ma il Viglegnago che capisca, cioè che cosa consumare, che cosa o cosa non consumare. Proprio guarda, pensandoci, arrivando qua stasera, pensandoci, cosa può fare? Bisogna diminuire la quantità di interferenti endocrini. La maggior parte. Che cosa sono? Vi chiedo scusa. Sono le sostanze dannose, sono 500 sostanze. Per esempio i pesticidi sono la quantità più non diciamo usare prodotti biologici, semplificando. Diciamo anche usare meno la plastica, usare anche e stare attenti all'inquinamento ambientale, perché poi tutto, l'aria, eccetera, eccetera. Questo credo che in una popolazione esposta come questa secondo me, dia più frutto di una plasmaferesi. Allora, abbiamo l'ultimo stacco pubblicitario, poi abbiamo l'ultimo pezzo di trasmissione con i nostri ospiti. Tra l'altro avremo un'intervista anche per rispondere alle domande di tante persone che hanno detto: e a Verona com'è la situazione? La sentiremo da Acque Veronesi dopo la pubblicità.